Matera batte il Pidiense 11-2. Questo sarebbe stato il risultato se nel calcio valessero le occasioni da gol, ma purtroppo a valere sono i palloni che scuotono la rete dopo aver attraversato lo specchio della porta, per cui Matera e il Pidiense 1-1. Il Matera, visto quest'oggi al 21 settembre, meritava certamente la vittoria, sia per il volume di gioco espresso che, come detto, per le occasioni create per battere Albertosi. Qualcuno a fine gara ha invocato ancora una volta la sfortuna, ma sinceramente non ce la sentiamo di condividere questa opinione. Se il Matera non è riuscito a conquistare l'intera posta, lo deve esclusivamente alla propria incapacità di trasformare in reti le facili occasioni che ha avuto a disposizione ed un po' anche per aver trovato un portiere avversario che non è quello degli anni 70, ma pur sempre un grande campione. L'Elpidiense in sostanza non ha fatto granché per meritare il pareggio, lo dimostra i soli 2 tiri in porta che è riuscito a fare in tutti i 90 minuti, di cui uno è riuscito a battere Bravi e l'altro ha dato l'occasione allo stesso Bravi di emulare il più famoso collega avversario. Il Matera ha giocato un primo tempo veramente eccezionale, favorito anche dalla tattica rinunciataria dei marchigiani, che si chiudevano nella propria area a fare barricata dinanzi ad Albertosi. Già al secondo minuto Piochi, molto mobile quest'oggi, aveva l'opportunità di portare un serio pericolo alla porta avversaria, ma non riusciva a sfruttare la facile occasione. Subito dopo era Aprile a calciare di poco al lato. Al sesto minuto ci prova Apuzzo, ma Albertosi è pronto alla parata. Ancora Apuzzo al 15° minuto, ben servito da De Canio, non riesce ad imprimere alla sfera la deviazione vincente. Al 25° minuto un buco della difesa marchigiana fa giungere la palla a Apuzzo che sbaglia così. Al 28° un tiro a cross di Piochi sta per ingannare Albertosi, ma il vecchio Leone riesce con un colpo di reni a deviare la palla in angolo. Dopo 2 minuti De Canio fa tutto da sé e giunto al limite nell'aria fa partire un tiro che si perde di poco al lato, ma il gol è nell'aria. Al 40° minuto calcio d'angolo, il quarto della serie battuto da Pavese. La palla viene respinta dalla difesa e giunge a De Canio che butta nella mischia. Piochi è il più lesto di tutti al colpire di testa per Piero Bon, lasciato inspiegabilmente solo. Incornata dello stopper materano con Albertosi che si lancia nel disperato tentativo di fermare la sfera. Il portiere ospite riesce a toccare la palla, ma la stessa, sebbene deviata, va a colpire il palo e varcare la fatidica linea bianca. Termina così il primo tempo. Nella ripresa il tecnico marchigiano Beni lascia negli spogliatoi il difensore Nardi e fa scendere in campo la punta Militello. La mossa è azzeccata, tanto che l'Elpidiense riuscirà a pareggiare. Ma al terzo minuto è ancora il Matera a rendersi pericoloso con Piochi, ben lanciato da Aprile che impegna seriamente Albertosi. Ancora Albertosi deve uscire per fermare un cross di Aprile destinato al piede di Piochi. Al 20° Albertosi è veramente bravo a fermare un gran tiro di Apuzzo scoccato da poco fuori aria. Un minuto dopo giunge il pareggio. Calcio di punizione battuto da Paglialunga, indugia un po' la difesa materana, la palla giunge a Cittadini che da favorevole posizione batte Bravi. I biancazzurri si buttano all'attacco ed al 29° Bussalino con un gran tiro fa gridare al gol, ma il portiere ospite fodera ancora una volta tutta la sua bravura e riesce a salvare il risultato. Al 40° è Bravi ad evitare la beffa, opponendosi ad una conclusione ravvicinata del centroavanti ospite Lepidi. Nel finale di partita Albertosi si fa ancora applaudire, prima fermando un tiro di Pavese ben servito dall'Erré, e poi deviando un colpo di testa di Bussalino a seguito di un tiro dalla bandierina calciato da Cannone che dal 60° minuto aveva preso il posto di Loiacono. La partita termina con i ragazzini a caccia dell'autografo di Enrico Albertosi, vero protagonista di questa partita.